E un buongiorno alla consigliera Maria Rosaria Capozzi, in videocollegamento, appunto consigliera del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Grazie per l'invito e saluto chi ci segue da casa. Perdonatemi, ho la voce un po' ballerina oggi. No, la sentiamo comunque. Allora, entrambi fate parte anche della quarta commissione consigliare. Allora, riparto subito con voi da questo titolo che abbiamo visto in particolare appunto sul Messaggero Veneto riguardanti le novità sul bonus regionali per le ristrutturazioni, un tema in primo piano con 2 pagine dedicate. Rileggo l'inizio di questo articolo di Valeria Pace. Dunque, casa mia quanto mi costi, affitti impossibili se non introvabili e spese per le ristrutturazioni lievitate rispetto al pre-Covid. La Regione cerca di porre rimedio con il bonus ristrutturazioni. Dopo la legge appena approvata arriva il regolamento votato ieri in commissione. Il bonus potrà arrivare a un massimo di 60.000 euro per immobile a copertura del 50% delle spese ammissibili, pari a un tetto di 120.000 euro. L'obiettivo della legge 8 del 2025, spiega l'assessora regionale Amirante, è rimettere in gioco quante più abitazioni sfitte possibile e rendere più efficiente dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio senza consumare suolo. Ci sono ovviamente tanti dettagli, allora questa è la sostanza riepilogata in merito a questi contributi. Per la minoranza a questo punto, riparto da lei, consigliera Capozzi. È una legge verso il quale ci siamo approcciati in maniera del tutto laica, tant'è che sin dall'inizio abbiamo espresso il nostro parere favorevole rispetto agli obiettivi cui questa legge vuole tendere, ovvero la riqualificazione e il risanamento del nostro patrimonio edilizio. Così come abbiamo apprezzato il riferimento alla povertà energetica, visto che da sempre ci battiamo proprio affinché le persone che non hanno le risorse per poter efficientare le proprie abitazioni possano farlo. Quindi da questo punto di vista sicuramente la legge l'abbiamo apprezzata. Così come abbiamo avuto modo di rappresentare durante la discussione, quello che non abbiamo apprezzato era il fatto che questa legge non contenesse, a nostro avviso, la definizione di criteri importanti che vengono comunque rimandati ai bandi, tant'è che il bando che è stato portato ieri rientra in questa ottica. Un bando che sempre nei principi abbiamo apprezzato anche il fatto che ci sia stato il passaggio in commissione e quindi ci sia stata data la possibilità di esprimere un parere e un bando tutto sommato condivisibile. Abbiamo solo espresso alcune perplessità perché nel bando non si fa alcun riferimento al preziario regionale e questa era una criticità che avevamo evidenziato anche in sede di discussione della legge stessa, perché riteniamo che il fatto che non si faccia riferimento al preziario regionale possa dar luogo a speculazioni o comunque possa consentire ai furbetti di aver mano libera. Comunque al di là di questo riteniamo che sia un provvedimento importante, lo riteniamo da sempre, tant'è che al di là della condivisione o meno rispetto al tema del super bonus abbiamo consentito proprio nella nostra regione con quella volta la riqualificazione di 11.000 case, di cui 2.000 e rotti di condomini, dei quali alcuni anche di proprietà. Quindi è un tema che sicuramente ci vede in linea con questa maggioranza. L'unica cosa, riteniamo che alcuni parametri potessero essere definiti in maniera più stringente, come ad esempio, lasciatemi fare quest'ultima precisazione, il parametro legato al fatto che chi ristruttura deve mantenere la residenza per 5 anni. Noi avevamo chiesto che venisse introdotto anche il fatto che chi avesse appunto effettuato la ristrutturazione sulla propria unità immobiliare poi non la vendesse nei 10 anni successivi, un po' come avviene per la detrazione al 50%.
Allora, vengo da lei per la maggioranza, consigliere Morandini, preciso solo appunto che la legge di cui stavamo parlando prevede 2 tipi di interventi: il regolamento discusso ieri dedicato alle ristrutturazioni, dunque con una procedura graduatoria e una dotazione di 30 milioni, la seconda linea di aiuti è finalizzata alla riqualificazione energetica con una procedura a sportello dove chi prima arriva meglio alloggia, e qui si parla di una dotazione di 20 milioni e ieri appunto in quarta commissione è stato presentato il bando che riguarda le ristrutturazioni. E lei che cosa desidera evidenziare di più anche rispetto a queste ristrutturazioni e queste risorse? Allora, innanzitutto voglio evidenziare appunto che è una legge molto importante che vuole diventare un volano, un booster per far ripartire o comunque mantenere alti il livello, da una parte le ristrutturazioni, anche perché c'è tutto un mondo che ruota attorno all'edilizia, che in questo momento, visto che ci sono meno incentivi a livello nazionale, rischia di rallentare, e da un'altra parte vuole andare specialmente per il caso del diciamo così, del regolamento che abbiamo discusso ieri, vuole andare a riqualificare quelli che sono specialmente i centri sia delle nostre città, ma anche i centri, chiamiamoli così, rurali dei nostri paesi e dei nostri borghi. Siamo, penso, se non è successo qualcosa negli ultimi giorni, l'unica regione in Italia in questo momento a fare un intervento del genere, come ci capita spesso di essere molte volte i primi o gli unici a fare interventi così importanti, e ritengo che questo avrà una ricaduta molto positiva, appunto, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale sul nostro territorio. Per quanto diceva prima la collega per il riferimento al prezziario regionale, ma io vedo molto basso qua il rischio di speculazione, no? Adesso la collega ha parlato prima anche del super bonus. Quando c'era il super bonus, la ristrutturazione veniva completamente pagata dal pubblico, anzi era il 110, qualcosina di più veniva pagata dal pubblico. È chiaro che chi faceva la ristrutturazione aveva meno diciamo così, interesse ad andare a trattare un certo tipo di prezzi, a cercare di risparmiare sulle materie prime o sulla manodopera. Questo invece succederà sicuramente in questo caso, perché appunto l'intervento pubblico, come io penso che sia giusto, non è totale ma è parziale, quindi è un aiuto, uno sprone a chi magari ha un immobile o vuole ristrutturare un immobile per andare a abitarci o per affittare locali nel concordato. Sappiamo che in questo momento il problema degli affitti è un'emergenza in questo momento, la domanda è molto molto superiore. È molto superiore all'offerta, e quindi sarà il mercato, sarà chi interverrà che andrà a vedere se i prezzi appunto sono congrui, cercherà di trattare, cercherà di fare l'affare migliore possibile, anche perché il prezziario regionale non può essere collegato a questo tipo di regolamento, perché il prezziario regionale fa riferimento agli interventi in ambito pubblico, non in ambito privato. Per quanto riguarda gli anni di residenza? Per quanto riguarda gli anni di residenza, la scelta è stata fatta di 5 anni, io la ritengo una scelta congrua, perché è comunque sufficiente a, diciamo così, andare a scoraggiare chi vuole fare questo tipo di intervento solo ed esclusivamente per motivi diciamo così di lucro, ma penso che andrà appunto a spingere e a sollecitare l'intervento a chi magari già lo aveva in idea, o chi magari ha un immobile appunto che non sapeva in questo momento cosa fare, a chi non è riuscito negli anni scorsi magari per motivi che possono essere di vario genere, burocratici, perché non era ancora in totale possesso dell'immobile, a intervenire, a riqualificare immobili di sua proprietà o immobili che va a acquistare, e quindi lo ritengo un intervento congruo. Non penso che per qualcuno che voglia fare un intervento di tipo speculativo cambino i 5 e i 10 anni, perché comunque i 5 per un intervento di tipo speculativo sarebbero comunque troppi. Il lettore può ovviamente approfondire in tutti i vari aspetti, perché ci sono tantissime informazioni sia in questa doppia pagina del Messaggero o anche nel sito del Consiglio regionale. Sì.
Prego. Solo aggiungere una piccola cosa. Sull'altro intervento, quello della riqualificazione energetica, diciamo che la volontà politica di questa amministrazione è farlo diventare un intervento quasi strutturale, nel senso che c'è la volontà comunque di rifinanziarlo. Diciamo una cosa molto simile a quello che è stato fatto con i pannelli fotovoltaici, sia nella forma diciamo di intervento, quindi prima viene fatto il lavoro e poi viene dato diciamo così, l'incentivo, anche se in questo caso c'è la possibilità per chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro di avere degli anticipi, ma anche come dico, nella sostanza c'è la volontà di rifinanziarlo e quindi di farlo diventare una misura quanto più possibile strutturale. Consigliera, da aggiungere anche sul fronte energetico ulteriori riflessioni? Sì, volevo fare un'aggiunta, innanzitutto in riferimento al prezziero regionale. So benissimo che il prezziero regionale fa riferimento agli appalti pubblici, però questo è avvenuto anche durante il super bonus, veniva considerato come prezzo massimo da tenere come riferimento, quasi un tetto, e quello che avevo sollecitato anche durante la discussione della legge è che si individuasse un criterio, un parametro, ecco, da tenere proprio per quanto riguarda le fatturazioni. Ora si poteva intervenire anche sul prezziero regionale con delle riduzioni, come era stato proposto da qualche mio collega, e quindi comunque tenere un riferimento rispetto alla spesa sostenuta. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, anche su questo fronte siamo concettualmente in linea con questa amministrazione, benché il più delle volte ci rappresentano come quelli del no a prescindere, invece non è così, e questi due interventi lo testimoniano, perché da sempre riteniamo che si debba spingere per l'efficientamento energetico delle nostre unità immobiliari, e quindi ben venga che l'amministrazione lo sostenga, e ho sottolineato il passaggio importante che si interverrà anche a sostegno della povertà energetica, quindi proprio per consentire chi è in difficoltà di poter affrontare la spesa e quindi efficientare la propria unità immobiliare. Completo, andando a leggere i titoli nella successiva pagina, con l'ANCE che promuove la nuova normativa ma chiede di rivedere il tetto alle imprese. Bertuzzo che dice il de minimis a 300.000 euro penalizza i cittadini. Ci aspettiamo un impatto positivo sul settore delle costruzioni, così il presidente dell'ANCE del Friuli Venezia Giulia. In questo titolo si parla anche della delibera con cui vengono riconfermati gli incentivi per un uso migliore dell'acqua, un uso più consapevole, volto anche a sostenere il recupero funzionale del territorio. Sono i due obiettivi al centro di altrettante delibere approvate dalla Giunta regionale come aggiornamento in merito all'attività della stessa. È arrivato però il momento di rilanciare il nuovo break pubblicitario. Restate con noi, abbiamo tanti argomenti da approfondire assieme. Ben ritrovati, continuiamo la nostra rassegna stampa e anche il confronto politico assieme ai consiglieri regionali Maria Rosaria Capozzi e Edi Morandini, e a questo punto avevamo accennato anche al fotovoltaico. Allora andiamo sulla pagina del Gazzettino con l'articolo che vediamo titolato così: energia elettrica verde, fotovoltaico sul trono delle fonti rinnovabili, produzione al 64% del totale, più di idroelettrico e risorse biologiche, evitate 95.000 tonnellate di emissioni, potenza connessa, Friuli Venezia Giulia quarto in Italia. E in particolare dunque si legge: il Friuli Venezia Giulia brucia le tappe nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto che l'anno scorso ha abbondantemente superato i megawatt di potenza aggiuntivi previsti, e quest'anno è già a quota più 62 megawatt, spero di leggerlo correttamente, con una produzione che ovviamente è salita. Si fa il punto sui vari aspetti legati alla sostenibilità, anche sul boom di pannelli di cui tanto anche stiamo parlando. L'impennata produttiva è commisurata alla diffusione dunque di impianti fotovoltaici che si sono moltiplicati negli ultimi anni. Fino a giugno di quest'anno e dal 2023 la Regione ha liquidato 34.924 domande di contributo per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e batterie di accumulo, e poi anche
anche l'agrivoltaico in primo piano, con anche qui in regioni con le percentuali dichiarate, si parla di impianti a terra, insomma ci sono vari approfondimenti. A livello generale si continua a guardare allo sviluppo di queste fonti anche rispetto, no, a ciò che richiede il tempo in questa transizione energetica, tuttavia l'importanza, anche le popolazioni abbiamo visto in tanti territori, no, che si sono appunto impegnate a richiedere insomma tutela del territorio, un equilibrio anche nella presenza specie dei grandi impianti, al di là poi anche delle pale eoliche di cui si sta parlando nelle valli del Natisone. Riparto da lei, Morandini. Allora, il tema di cui quotidiano, però. È chiaro che la produzione di energia da fonti rinnovabili è qualcosa di positivo, no? Tutti penso siamo d'accordo su questo, però poi come giustamente è stato detto bisogna trovare un equilibrio, perché non possiamo neanche riempire, specialmente parlo per esempio del fotovoltaico a terra, con questo proliferare di moltissimi impianti, o dall'altra parte con quell'idea che insomma penso che abbia trovato una contrarietà trasversale delle pale eoliche nelle Valli del Natisone. La regione ha alcune allora partiamo dal presupposto che il governo italiano all'epoca del secondo governo Conte, nel momento in cui c'erano le trattative per il PNRR, ha detto una R in più, ha preso degli impegni nei confronti dell'Europa di produzione di energia rinnovabile, e a cascata questi impegni riguardano anche la nostra regione Friuli Venezia Giulia, e quindi anche tutte le norme che si cercano di fare per cercare di andare a ridurre questo tipo di interventi invasivi sono molto difficili da portare avanti, e molto spesso vengono appunto impugnate o subiscono sentenze contrarie da parte dei tribunali, perché appunto questi impegni devono essere portati avanti. Però io sono dell'idea che la problematica è una. Noi siamo una regione molto energivora. Non possiamo riempire la regione di pannelli fotovoltaici, non possiamo continuare con questo, che ogni tanto è veramente nel territorio, è veramente un'usurpazione appunto del territorio stesso, e quindi dobbiamo trovare delle fonti di energia, perché io faccio sempre questo esempio, in questi giorni un po' raffrescato, però non so quanti di noi sono disponibili per esempio a spegnere il condizionatore in ufficio. Per fare un piccolo esempio, l'esempio principale è che la nostra regione, che conta il 2% a livello nazionale e consuma l'8% di energia elettrica, la consuma perché ha un'industria molto energivora, e non penso che nessuno di noi sia disponibile a rinunciare a questo tipo di industria, perché avrebbe delle ricadute sia economiche che sociali inimmaginabili. Quindi sì. Dobbiamo vado velocemente, dobbiamo seriamente andare avanti a trovare una fonte di energia alternativa alle fonti fossili, perché non possiamo continuare, come succede in questo momento, ancora a dipendere dalle fonti fossili, e non vedo alternative a una seria discussione e veloce sulla energia nucleare. Consigliera Capozzi, lei come vede l'evolversi della situazione, anche questi ultimi dati evidenziati dal Gazzettino? Siamo da sempre a favore, anche perché siamo stati i fautori proprio delle fonti rinnovabili, però riteniamo da sempre che questo debba essere un processo che va domato e accompagnato, tant'è che abbiamo denunciato proprio il ritardo netto di questa regione, che ha creato poi la situazione che oggi abbiamo, ovvero le nostre campagne invasi da pannelli fotovoltaici, visto che la regione interviene soltanto a marzo di questo anno, e a inizio di questo anno, proprio perché negli ambienti circolava appunto la voce che si sarebbe intervenuto, si è avuto un incremento del più 400% delle istanze nuove di appunto pannelli fotovoltaici. È vero che la nostra è una regione energivora, però secondo me si dovrebbe far leva sulle buone pratiche. Ho letto da qualche parte, e mi dovete perdonare se non ho il riferimento specifico, di un'impresa del nostro territorio che aveva ottimizzato e che ha ottimizzato l'impianto di climatizzazione al proprio interno, arrivando ad un risparmio
anche economici, perché parliamo di 18.000 euro, ma anche di produzione di energia di cui appunto ne usufruisce. Quindi sicuramente le buone pratiche e sicuramente bisogna tendere alla diffusione del fotovoltaico su tutte quelle che sono le aree dismesse, capannoni, discariche abbandonate. Il nostro territorio va tutelato e non si possono verificare situazioni come quelle che hanno visto protagonista, giusto per fare un esempio, Aquileia, che è un sito UNESCO che va tutelato e che rischiava di avere alle proprie porte un impianto fotovoltaico di dimensioni inimmaginabili. Arrivando all'ultimo caso rispetto a questo è quello delle paleoliche del parco eolico delle valli del Natisone, un parco altamente impattante perché appunto parliamo di parchi e di opere che hanno un impatto paesaggistico importante. Nelle valli del Natisone si sono prospettate 4 paleoliche dell'altezza di 200 metri e del diametro di 60 per 60. Quindi non si tratta di essere contrari alle fonti rinnovabili, quindi si tratta di fare delle valutazioni serie rispetto al contesto del quale inserirle, tant'è che proprio in virtù di questa serietà durante la discussione della legge avevamo proposto un emendamento che tutelava proprio i siti, nello specifico UNESCO, e quindi introduceva una fascia di protezione di 7 chilometri, tant'è che rispetto a questo e lo dico in maniera abbastanza ironica, sono stata anche attaccata dal collega Novelli, il quale diceva che era un emendamento irricevibile, ma in realtà, come sa anche il collega Morandini, gli emendamenti sono o ammissibili o inammissibili, e peraltro faceva seguito a un decreto ministeriale adottato nel 2024 dal governo di destra, il quale appunto diceva che è rimessa alle regioni la possibilità di poter tutelare e quindi introdurre queste fasce di rispetto nel caso in cui rientrino in tali fasce ulteriori beni tutelati, e quindi in questo caso un sito UNESCO, tant'è che questo parco sarebbe dovuto arrivare a 6,52 metri dalla città di Cividale. Però detto questo è sicuramente un'opera su cui la cosa importante, si sta facendo fronte comune, perché è abbastanza trasversale la posizione rispetto a questo, c'è la voglia appunto di contrastarlo. Anche l'assessore, a seguito delle mie sollecitazioni, è espresso e ha dichiarato la propria contrarietà. L'assessore Scocimarro in prima commissione, già nei giorni scorsi. Sì, e quindi ci auguriamo appunto che si ponga un punto anche rispetto a quest'ulteriore opera, e continuiamo appunto quindi nella nostra idea che questo processo appunto andava domato, andava fatto prima, e il ritardo della regione negli anni ci sta facendo pagare questo scotto. Quindi adesso la popolazione chiede comunque anche a livello normativo sviluppi e chiaramente... Allora, la Regione Friuli Venezia Giulia, che già nella scorsa legislatura aveva approvato a normare per quanto riguarda dei limiti da mettere agli ampliamenti del fotovoltaico, questa legge era stata impugnata Giustamente, perché andava... Perché è uno strumento sbagliato. Poi... E sapeva aspetti, dopo le rilascio la parola, consigliera, se vi sovrapponete non vi sentiamo. La Regione Friuli Venezia Giulia è stata la seconda in Italia a normare per quello che riguarda le energie alternative, e ricordo che la prima che ha normato, che è stata la Sardegna, la legge della Sardegna è stata impugnata perché le maglie... Ma solo per alcuni. Però perché le maglie della norma nazionale, che discende appunto dagli impegni che sono stati presi legittimamente, insomma, e anche perché in quel momento dovevano essere presi per quello che riguarda, diciamo così, gli accordi sul PNRR,
Appunto, e quindi la nostra norma non è stata pugnata. Poi è vero che, fra l'altro, come dicevo prima, è anche venuto un ricorso fatto dai produttori, dalla categoria di produttori installatori di impianti fotovoltaici, che hanno vinto appunto una causa al Consiglio di Stato, se non vado errato, hanno avuto una sentenza favorevole dal Consiglio di Stato, quindi anche questa norma, anche questa norma per diciamo così, discendere dalla norma nazionale potrebbe essere attaccabile dal punto di vista giuridico. E allora, la Regione che leve ha per cercare, tutti siamo d'accordo, tutti vorremmo vedere i tetti con gli impianti fotovoltaici e non chiaramente vedere deturpare il nostro territorio, su quello siamo tutti d'accordo, come siamo tutti d'accordo nella contrarietà, o almeno quasi tutti, non ho ancora sentito nessuno a favore della contrarietà rispetto all'impianto eolico delle valli della Tisone. La Regione ha delle leve che sta utilizzando moltissimo, sono per esempio i contributi che vengono dati alle famiglie e ai privati che vogliono mettere impianti sul tetto, che abbiamo visto i numeri, comunque corrispondono a più di qualche grosso parco fotovoltaico. O per esempio un altro che forse è ancora più impattante tipo di contributo che viene dato alle aziende, e anche il secondo bando che è stato fatto l'anno scorso con questa legge di assestamento verrà completamente scorso, quindi tutte le domande verranno finanziate alle aziende che possono mettere appunto i pannelli fotovoltaici sui tetti delle loro attività, dei loro capannoni, e questo ha un ritorno economico. Parlavo l'altro giorno con un imprenditore che ha fatto questo tipo di intervento, un imprenditore della grande distribuzione, si è accorto di avere anche un risparmio economico importantissimo, oltre che appunto un risparmio di emissioni di CO2 e poi di energia che viene utilizzata direttamente sul luogo, quindi non c'è neanche tutto il problema diciamo così di sovraccaricare la rete. Quindi quelle sono le leve che ha in questo momento la Regione per cercare di invogliare i cittadini e invogliare le imprese a fare un tipo diciamo di impianti di energia rinnovabile sostenibile, e le sta usando molto. Poi non possiamo andare a obbligare tutti a mettere sul proprio tetto l'impianto fotovoltaico, perché questo non si può fare, e dobbiamo comunque trovare un'alternativa a quello che è la necessità di energia che le nostre imprese soprattutto e anche le nostre famiglie hanno in questo momento, perché io sono d'accordissimo, sono contrarissimo agli impianti, diciamo così, grossi impianti a terra di fotovoltaico, gli impianti di eolico, sono anch'io contrario, però dobbiamo trovare un'alternativa. Ecco, lascio una replica anche alla consigliera Capozzi, prego, così adesso l'ascoltiamo bene. Sì, allora facevo una riflessione innanzitutto, lo strumento utilizzato, quindi la legge fu impugnata perché era stato utilizzato quello sbagliato, nonostante i consiglieri avevano impegnato la stessa maggioranza ad intervenire con lo strumento amministrativo, invece si predilisse quello legislativo che poi, ripeto, giustamente è stato impugnato. Ma al di là di questo, nel tempo comunque non si è fatto niente, siamo dovuti arrivare a marzo di questo anno per intervenire. A nostro avviso anche la legge non sarà sufficiente a limitare granché, e lo stiamo vedendo, quindi è sotto gli occhi di tutti. E se è vero che le maglie erano strette di intervento, è anche vero che sotto alcuni aspetti riteniamo che si potesse intervenire come quello rappresentato. Rispetto al futuro è chiaro che le possibilità sono tantissime, tant'è che anche in questo assestamento noi avevamo proposto un emendamento per percorrere anche nuove strade, come ad esempio il fotovoltaico a terra nelle piste ciclabili, o ancora si possono percorrere ulteriori possibilità sperimentali e quindi far sì che la nostra regione anche rispetto a questo sia la prima, come ad esempio il fotovoltaico sui binari dei treni e tante altre soluzioni, oppure nei parcheggi, ecco, tutte aree che possono servire allo scopo e quindi prestarsi, ecco, alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Cambiamo tema e affrontiamo anche un altro tema comunque centrale per il presente e per il futuro.
La popolazione, no? Il calo demografico, sul Gazzettino oggi leggiamo appunto giovani in fuga, 30.000 via dal Friuli, in 10 anni un'emorragia di cervelli in tutta la regione. Qua si fa un po' il punto sulle mete scelte per l'espatrio dall'Inghilterra alla Spagna, ma si parla poi anche dei pensionati, perché sta riprendendo vigore il fenomeno delle partenze, dunque dei pensionati che cercano di pagare meno, magari anche trasferendosi in territori anche da questo punto di vista più vantaggioso. Allora riparto da lei, consigliera, così va alterno comunque anche su replica e controreplica. Comunque questo è un tema di cui anche qui continuiamo a parlare spessissimo, no? Quasi, non dico quotidianamente, ma quasi settimanalmente probabile, proprio perché anche attraverso iniziative, risorse destinate ai giovani, laureati, studenti, comunque giovani famiglie, giovani nuclei familiari, si cerca chiaramente di aumentare la popolazione facendola restare qui e anche i nuovi nati. Riparto da lei. Beh, abbiamo un problema endemico che è quello del calo demografico. Negli ultimi anni assistiamo ad una tendenza in negativo rispetto a questo. La Regione sicuramente sta facendo degli interventi, però per sostenere le famiglie e far sì che appunto si facciano più figli, però a nostro avviso questo non è sufficiente, perché servono servizi, serve un sostegno quindi nel lungo tempo e non a breve tempo. E per quanto riguarda invece i giovani, assistiamo appunto ai nostri giovani che fuggono dalla nostra regione. La nostra regione per tanti versi è poco attrattiva per quanto riguarda alcune professionalità, e poi abbiamo il vero dramma che è quello salariale, su cui ci spendiamo da sempre, perché poi alla fine se i giovani escono dalla nostra regione e vanno altrove, perché sicuramente sono spinti anche da situazioni economiche migliori, possibilità di fare carriera e situazioni appunto più positive, ecco, rispetto a questo. Ma credo che la questione economica sia sicuramente quella più importante, perché abbiamo dei salari che sono i più bassi in Europa, e non mi stupisco che chi si apre al mondo del lavoro cerchi situazioni più favorevoli. Consigliere, resta da fare, questo dei salari sicuramente uno dei temi principali. Innanzitutto il problema purtroppo non è solo del Friuli Venezia Giulia, ma è nazionale, perché è vero, c'è un problema di tipo salariale, c'è un problema di attrattività. Cosa cerca di fare o cosa fa la Regione Friuli Venezia Giulia? La Regione Friuli Venezia Giulia innanzitutto cerca appunto, per quello che riguarda diciamo così, la crisi demografica, cerca di dare aiuti concreti alle famiglie. Potrei cominciare a citare gli asili nido gratis, perché la vera leva che ha la Regione in questo momento purtroppo non è sui salari, ma è eventualmente su servizi o su contributi che si possono dare a sostegno della genitorialità. Quindi penso al trasporto scolastico, ma penso alla dote famiglia, penso alla dote scuola, penso a tantissime norme che ci sono adesso, per esempio l'abbattimenti di mutui o di prestiti alla nascita di un figlio, anche con interventi importanti di 15.000 euro per esempio, e quindi sono interventi importantissimi che non bastano, perché c'è secondo me in questo momento un motivo che è culturale, perché in questo momento chiaramente diciamo che c'è meno propensione rispetto a 30, 40, 20, 30, 40, 50 anni fa a appunto pensare di avere una famiglia, appunto di avere dei figli, e c'è un problema sistemico del Paese. La Regione, per trattenere i giovani, bisogna cercare di creare opportunità. La Regione cerca di incentivare nuovi inserimenti di aziende che possono portare lavori che possono essere attrattivi sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della crescita della carriera. Noi abbiamo diversi strumenti che cerchiamo, che utilizziamo, sono strumenti che hanno comunque hanno successo, anche perché vengono comunque rifinanziati.
Penso per esempio a quello che riguarda tutti i fondi di rotazione, no? Molte aziende vengono a investire in Friuli Venezia Giulia perché ci sono questi fondi di rotazione, quindi questi diciamo così, soldi che vengono prestati per gli investimenti a condizioni molto molto agevolate e quindi poi creano posti di lavoro e creano economia sul nostro territorio. C'è un incentivo, ci sono gli incentivi all'inserimento per aziende diciamo così, che vengono da altre regioni o da altri paesi che possono portare appunto un valore aggiunto al nostro territorio. È stata fatta un'agenzia diciamo così, adesso però mi sfugge il nome perché è stato cambiato, prima si chiamava Lavoro e Sviluppo, adesso ha un altro nome, una realtà che si occupa di favorire che comunque diciamo, ha il compito di promuovere il tessuto economico-sociale, andare a cercare o a proporsi a livello nazionale e soprattutto internazionale rispetto a delle aziende che devono fare degli investimenti perché li facciano nella nostra regione. Quindi insomma, poi questi chiaramente sono diciamo così, interventi che non vedono i risultati a breve o brevissimo termine, vedono risultati a medio e lungo termine, però è quella anche in questo caso la leva che può avere la regione Friuli Venezia Giulia. Poi a livello che il problema salariale in Italia ci sia e che vada affrontato e risolto, però purtroppo è un problema che deve essere risolto a livello nazionale e non è un problema che è nato né ieri, né l'altro ieri, né 2 anni fa, né 5 anni fa, è un problema molto, diciamo così, che viene da molto lontano e che vedo che il governo nazionale sta cercando con dei piccoli interventi, perché comunque l'economia della nostra nazione, il debito pubblico della nostra nazione permette di fare piccoli interventi, purtroppo solo piccoli interventi, cercando di andare incontro alla cuneo fiscale, andare a ridurre il cuneo fiscale. Consigliera Capozzi, giovani ma anche meno giovani, perché anche i pensionati chiedono più tutele, no? Un maggior supporto. Abbiamo visto anche la scelta da parte di alcuni, anche qui, di espatriare, insomma un ragionamento complesso anche qui, con più dinamiche in corso, più aspetti, però anche molte famiglie si trovano in condizioni di fragilità a causa proprio del livello delle pensioni. Allora rispetto a questo siamo piuttosto critici perché è stato abolito il reddito di cittadinanza che costituiva un sostegno proprio alle persone anziane che con la loro pensione di fatti fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Ci sono tanti pensionati che percepiscono una pensione minima e questa non è di per sé sufficiente a permettergli di fare una vita dignitosa, quindi sicuramente vanno sostenuti, ma in questo senso devo essere onesta, ho apprezzato l'intervento da parte della Rosolen proprio rivolto ad aumentare, quindi a fornire un'aggiunta rispetto alla pensione percepita, che era un po' la cosa per cui ci battiamo da sempre, ecco, sostegno alle persone in difficoltà. Ma consentitemi anche un ulteriore passaggio, perché si parla di giovani e prima il collega Morandini faceva riferimento anche a qualche sostegno, alcuni dei quali li trovo condivisibili, come ad esempio il fondo di rotazione proprio volto a sostenere le nostre imprese, altri meno, su cui sono stata anche piuttosto ironica, perché pensare a un contributo per l'abbattimento del mutuo dal terzo figlio in poi in una regione dove il calo demografico è una realtà lo trovo quasi paradossale. Ecco. L'ultima battuta su questo, consigliere Morandini. Abbiamo proprio paradossale, non penso, anche perché l'abbiamo dovuto rifinanziare perché ha avuto successo, quindi evidentemente c'è stata una richiesta. Come ho detto prima sulle altre, su quello che ho detto prima, c'è prima di tutto da battere una barriera culturale. Non sono norme che secondo me sono norme e contributi efficaci che vanno mantenuti nel tempo, perché devono essere appunto devono cercare di portare nel tempo i risultati, quindi penso siano utili. Poi se non verranno utilizzati questi soldi verranno utilizzati per altro, però il fatto che abbiamo dovuto rifinanziarlo lo rifinanzieremo la prossima settimana nella legge di bilancio, nell'assestamento di bilancio, vuol dire che comunque una parte di successo l'hanno avuto. Ecco, un altro rispetto a quello che diceva la collega Capozzi
prima, parlando di reddito di cittadinanza, io così mi chiedo cosa potrebbe convincere un giovane a rimanere in un paese dove diamo i soldi a chi non lavora e non cerchiamo di creare sviluppo. Quindi, ma infatti non era così, e queste un po' le false considerazioni che si fanno circolare rispetto al reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza offriva un valido sostegno a chi era anche in difficoltà transitoria, però lo poneva anche nella condizione di poter trovare un lavoro. Ora, quello che purtroppo si fa rispetto a questi temi è pura demagogia, e quindi non è chiaro che... Ci sono state comunque anche delle criticità nella gestione, no? Su questo si è parlato, comunque bisogna per onestà dirlo. No? Quindi... Come ogni cosa è perfettibile, però voglio ricordare che ha dato aiuto a tante famiglie in difficoltà, ma anche a famiglie che purtroppo a causa degli stipendi troppo bassi non riescono ad arrivare alla fine del mese, perché purtroppo viviamo in una realtà in cui si è poveri pur lavorando, e quindi banalizzare un intervento che poteva essere perfezionato sicuramente non lo trovo corretto, ecco. Allora, devo mandare... Sì, vuole aggiungere una cosa prima della pubblicità? Siamo in un momento storico, faccio un esempio che mi è stato raccontato ieri, chiaramente non facendo nomi, di una persona che in questo momento c'è per esempio un grosso problema di mancanza anche di dipendenti pubblici, no? Quindi ci sono molti concorsi, una persona fa un concorso, vince un concorso, va nella propria azienda, e un concorso C, non un concorso apicale da dirigente, un concorso C di diplomati, va nella propria azienda e comunica che andrà. Quell'azienda, per capire qual è il problema in questo momento di cercare il personale, offriva ponti d'oro perché non andasse, perché rimanesse, anche dal punto di vista economico, pur che non avesse un brutto stipendio. Ponti d'oro perché rimanesse. Siamo in un momento dove c'è una forte richiesta di personale, dove la domanda, l'offerta di lavoro è molto superiore alla domanda, quindi anche in questo caso, come fa sempre il mercato, io sono convinto che anche questo servirà per adeguare certi tipi di salari. Chiaramente bisogna, ci deve essere la volontà di lavorare, di crescere nel mondo del lavoro. Quindi io penso che il reddito di cittadinanza in questo momento, a parte a pochissimi, non manca nessuno, non sento questa grossa tragedia del fatto che sia stato tolto, anzi. Ok, su questo le opinioni chiaramente divergono, devo mandare la pubblicità, ma prima, molto velocemente, rilancio un messaggio che mi è stato inoltrato dalla redazione, un messaggio diffuso via social dal comune di Trevignano Udinese, che avvisa i concittadini che si stanno verificando sul territorio appunto di Trevignano Udinese episodi di truffa o tentata truffa ai danni di anziani o persone fragili. La Polizia Municipale sta già analizzando gli indizi raccolti, spiega il comune di Trevignano Udinese, che prega tutti di non consegnare denaro a nessuno e per nessun motivo. In caso di lamentato, finto tamponamento di automobile presso il poliambulatorio, non consegnare denaro a chi accusa falsamente, ma chiamare i carabinieri. In caso di dubbi, l'amministrazione è a disposizione. Questo dunque un alert diramato proprio da poco attraverso i canali social, che è importante rilanciare. Pubblicità, a tra pochissimo. Ben ritrovati, ultima parte, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Edi Morandini e Maria Rosaria Capozzi. Allora, vi chiedo subito, voi avete partecipato al concerto di Robbie Williams ieri sera a Trieste, qui vediamo appunto questa fotonotizia sul Messaggero Veneto con la doppia pagina su cui comunque vi coinvolgerò. Lei consigliere Morandini, no? Consigliera Capozzi, lei ha partecipato? Mi sarebbe piaciuto, ma è da tempo che non vado ad un concerto. Quindi non era tra i 28.000 fan che ieri a Roma... Sì, purtroppo io durante il giorno sono sempre fuori casa e quindi almeno la sera cerco di essere presente anche per i miei bambini, e quindi difficilmente mi impegno in attività anche di piacere, ecco.
Allora, questo comunque è un ulteriore evento, no? Si è parlato molto anche del calendario nelle varie poi località del territorio regionale con grandissimi concerti che hanno attirato finora tanti turisti, tanti fan, i 28.000 del Rocco, appunto, qua vediamo tante immagini e anche varie considerazioni, testimonianze e considerazioni. C'è stato in particolare anche uno sfogo di Fedriga su alcuni prezzi raggiunti in alcune camere d'albergo nel territorio di Trieste. Reputo indecente quello che sto vedendo rispetto ai prezzi di Trieste per il concerto di Robbie Williams. La regione spende moltissime risorse per promuovere il territorio e portare appunto i turisti, e ora questi rischiano di non tornare più anche in conseguenza a determinati prezzi, perché ha visto anche stanze di 2-3 mila euro a notte, e Fedriga dice è indecente, indecoroso. Allora su questo andiamo a riascoltare assieme proprio un estratto di un'intervista al Presidente della Regione. Penso che demonizzare il turismo, come qualcuno in modo strumentale sta facendo, sia profondamente sbagliato, porta a ricchezza, opportunità e posti di lavoro. Dopodiché bisogna gestirlo al meglio e penso che su questo le istituzioni devono fare la loro parte, ma dico anche i privati devono fare la loro parte. Io devo dire che reputo indecente quello che sto vedendo sui prezzi di Trieste oggi per il concerto di Robbie Williams. La regione spende moltissime risorse per promuovere il territorio e portare i cittadini qua, rischiano di non tornare più, perché quando vedo stanze a 2.000-3.000 euro a notte è indecoroso e indecente, lo dico chiaramente. Convocheremo un tavolo su questo. La mia intenzione è di trovare una soluzione per la quale chi fa questa speculazione non possa più accedere a nessun tipo di contributo pubblico. Capozzi, riparto da lei. Cosa ne pensa di queste ultime parole appunto del Presidente Fedriga? Stranamente le condivido e bisognerebbe appunto controllare queste speculazioni, perché danneggiano tutto il territorio, danneggiano il nostro turismo, la nostra attrattività. Non puoi basare appunto tutto il tuo guadagno solo o lucrare su un singolo evento e poi danneggiare tra virgolette anche l'immagine di un'intera regione e quindi renderla poco attrattiva. Rispetto agli eventi, come non si può essere d'accordo, sono eventi che attivano dei circuiti importanti in termini di visibilità, di economici soprattutto, perché permettono alle nostre attività di lavorare bene. Quindi l'unica cosa che mi auguro è che si intervenga appunto rispetto a questo, perché quello denunciato dal Presidente è qualcosa che è sicuramente deprecabile e non deve avvenire, ecco. Rispetto ai grandi eventi voglio ricordare anche uno che sicuramente creerà un circuito importante anche a Udine e che ritorna soprattutto dopo tantissimo tempo grazie anche ad una riqualificazione dello stesso Stadio Friuli, ovvero il concerto di Vasco Rossi, che mancava da tantissimi anni, e comunque il primo grande concerto che si fa, e quindi sono tutti eventi che vanno nella direzione proprio di riattivare e quindi di mantenere viva la nostra attrattività anche da parte di chi viene dall'esterno. Ecco, concerto di Vasco Rossi che si terrà nel 2026, sono andati già a ruba i biglietti, fornisce anche l'occasione, prima di passare di nuovo la parola al consigliere Morandini, di rilanciare il fatto che ieri è stata comunicata anche la notizia che nel 2026 Casa Cavazzini a Udine ospiterà una mostra su impressionismo e modernità, un ponte ideale con la Svizzera, scrive Chiara Dalmasso, e con il Kunstmuseum di Winterthur nel segno dell'arte moderna saranno ospitati da Casa Cavazzini 91 capolavori di nomi celeberrimi, da Van Gogh a De Chirico, passando per Monet, Picasso e Magritte. È prevista dal 30 gennaio al 30 agosto 2026 e anche qui si parla delle importanti ricadute non solo culturali, economiche, anche in termini di sinergie anche internazionali per il territorio. Ritornando però alla questione di Trieste, alle parole espresse da Fedriga, consigliere Morandini. Sono chiaramente d'accordo su quello che ha detto il nostro Presidente, insomma, e anche su quello che ha detto la collega Capozzi, no? Allora, si sta investendo moltissimo, la Regione Friuli Venezia Giulia in questo momento sta avendo un grandissimo lancio a livello di immagine, no?
fino a qualche anno fa, forse neanche molti a livello internazionale sapevano dov'era il Friuli Venezia Giulia. Adesso stanno venendo eventi importantissimi, sono eventi appunto musicali, di divertimento, eventi culturali come è stato detto adesso, ma come anche moltissime mostre che sono fatte anche grazie a Go 2025 e a quello che poi sarà la capitale Pordenone, la capitale italiana della cultura, eventi sportivi. Non più tardi fra un mese ci sarà un evento che è stimato che verrà visto in Europa da 20 milioni di persone, quindi oltre chi viene qui e chi sarà qui e a questo punto meno di un mese la Supercoppa europea. Speriamo, si parla chiaramente della Supercoppa europea e auspichiamo che di non vedere anche a Udine, che non ci sia l'emulazione anche a Udine dei prezzi degli alberghi che sono già, anche se mi risulta che sono già quasi tutti sold out, dei prezzi che abbiamo visto a Trieste, di quello che abbiamo visto a Trieste in questi giorni. E quindi deve esserci un'alleanza da parte anche del privato, no? Perché il pubblico ci sta mettendo molto, la regione, ma anche comunque ci sta mettendo veramente tantissimo, sia in termini economici, sia in termini di impegno, sia in termini di metterci la faccia. Ecco, deve fare ugualmente anche il privato, deve esserci un grosso sforzo dal privato che per la grande maggioranza dei casi c'è, però queste piccole minoranze vanno così in qualche modo isolate e spero che si trovi appunto una soluzione per poter, diciamo così, visto che come anche è giusto che sia non si può vietare di fare certi tipi di prezzi, però si può dire ok, vuoi fare questo, però basta adesso accedere a quello che è il contributo pubblico e l'aiuto pubblico. Si guarda anche poi all'equilibrio da trovare rispetto alla ricettività dei territori, perché l'overtourism, anche per esempio in alcune aree montane di cui si è parlato anche in passato, è una tematica sentita, consigliere. Sì, è vero, è una tematica sentita, però penso che per esempio c'è un grosso sforzo da parte dell'amministrazione regionale, perché oggettivamente mancano strutture ricettive nella nostra regione e c'è un grosso sforzo anche per cercare di spingere a investire e farne di nuove. Bisogna da un lato cercare di sensibilizzare i turisti a diciamo così, anche dividersi i periodi, magari a venire in certi posti, in momenti magari dove possono godersi di più la vacanza, e dall'altro cercare in qualche modo anche di adeguare le strutture al maggior turismo per cercare appunto di avere un beneficio sia economico che sociale per il nostro territorio. Consigliera, lei come vede anche questa problematica del sovraffollamento turistico, specie in determinate aree? In passato appunto si è parlato in alcuni ambiti montani, ma non solo, chiaramente anche qui la ricettività da sviluppare, i territori magari ancora non del tutto pronti ad accogliere determinati numeri di presenze. Beh, di sicuro è un tema che va affrontato perché abbiamo sicuramente delle difficoltà in alcuni territori. Basti pensare proprio al turismo creato dalle crociere che approntano a Trieste e quindi bisogna sicuramente creare una struttura ricettiva che risponda alla richiesta, ecco, che viene fatta. Ma da questo punto di vista devo dire che la nostra regione investe tantissimo, lo stiamo vedendo anche in questo assestamento, proprio per sostenere le nostre strutture ricettive, e ritengo che piuttosto che crearne di nuove si debba far sì che quelle che abbiamo siano perfezionate e siano migliorate. Allora, prima di lasciarvi andare dovremmo avere una chiamata in arrivo. Buongiorno. No, non abbiamo chiamate, allora grazie, vi devo lasciare andare perché grazie. Come ogni giorno anche per voi oggi è una giornata impegnativa, lavorativa, e ci aggiorneremo su tutte quelle novità ulteriori che emergeranno anche dall'attività del Consiglio regionale nei prossimi giorni. Parleremo chiaramente ancora della manovra e saremo pronti a dare tutti gli aggiornamenti. Grazie alla consigliera Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle, e grazie anche al consigliere regionale di Morandini per il gruppo Federica Presidente. Un buon lavoro.